Euroregione.news. Frecce tricolori 60, secondo stormo 95. 2 giorni di esibizioni mozzafiato per celebrare la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana, conosciuta nel mondo come Frecce Tricolori, e 95 anni del secondo stormo, che gestisce l'aeroporto militare di Codroipo a Rivolto. Con i loro 10 aerei Air Macchi MB339A PAN, le Frecce Tricolori rappresentano dal 1961 un simbolo di orgoglio nazionale, di passione e altissima professionalità. Una vera eccellenza del Made in Italy, nata col compito di rappresentare l'aeronautica militare e il sistema paese in Italia e all'estero. Senza dimenticare il supporto indispensabile del secondo stormo, che festeggiava 95 anni, essendo il più longevo che da qualche anno gestisce l'aeroporto militare e garantisce la sicurezza dei nostri cieli. Una manifestazione perfetta da ogni punto di vista, comprese le previsioni del tempo. L'aeronautica militare aveva detto che sabato 18 settembre ci sarebbe stato il sole, mentre domenica pomeriggio la pioggia. Purtroppo però le limitazioni per contrastare la diffusione del Covid non consentivano di cambiare le prenotazioni, quindi chi aveva chiesto il pass per domenica è stato meno fortunato. La passione per il volo acrobatico, domenica 19 settembre, ha fatto aprire gli ombrelli, indossare gli impermeabili e rifugiarsi magari nelle automobili parcheggiate, ma comunque rimanendo fino alla fine per valorizzare l'opportunità di vedere uno spettacolo che, per almeno altri 4 anni, non si ripeterà in Italia, e forse anche un po' per il rispetto di coloro che sono rimasti fuori per le strade o infangati nelle campagne, solo per riuscire a vedere da lontano e magari in posizioni sfavorevoli le evoluzioni più alte dei velivoli. Il programma è stato rispettato con puntualità e precisione militare, prima con le pattuglie acrobatiche straniere di Polonia, Finlandia, Spagna e Svizzera, poi con le esibizioni dimostrative dei mezzi utilizzati dall'Aeronautica Militare Italiana per la difesa dei cieli nazionali, per concludere con lo spettacolo più atteso, considerato il migliore al mondo, sempre di fronte al pubblico, nonché con il maggior numero di velivoli, delle Frecce Tricolori. Da Rivolto di Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.